Lavoro in corso parte seconda, parte terza per quanto riguarda, anzi parte 4.0 per quanto riguarda la crisi, quindi siamo tutto su numeri qui. Comunque continuiamo e proseguiamo. Sempre con noi naturalmente Paolo Stefani, che lo ringraziamo ancora, che però ha degli impegni e quindi ci dovrà lasciare. E allora gli facciamo subito alcune domande. La prima è, come diceva, c'è una situazione... io le avevo citato prima l'Electrolux, certe situazioni cosa c'è, lei mi parlava di qualità del lavoro e poi c'è un'altra domanda che riguarda tavoli per lo sviluppo, è un'operazione che state facendo in questo momento qui. Ecco, vediamo di sentire un attimo, poi dopo la liberiamo, andiamo in pubblicità e la liberiamo. Ma sul lavoro penso che il Paese debba fare una ripensata generale, poi in campo ci sono tanti fattori, c'è il fisco e ci sono vari aspetti. Di sicuro non si può pensare di avere un Paese che svalorizza il lavoro al punto che tramite le filiere o i subappalti, ho sentito discutere in questa trasmissione appunto di questi problemi, non si può pensare di avere un lavoro svalorizzato al punto tale che si arriva a dei livelli di reddito che sono vicini alle soglie della povertà. Certo. Cioè, al punto che ci sono lavoratrici e lavoratori che pur lavorando 40 ore settimanali, quindi facendo un lavoro a tempo pieno, si trovano delle retribuzioni simili alle indennità di cassa integrazione. Cioè, questo vuol dire che il Paese sta buttando a mare un patrimonio gigantesco che ha dato quindi dalle sotto persone. i 1.000 euro? Sotto i 1.000 euro ce ne sono tanti che lavorano, soprattutto dove ci sono le filiere dei subappalti. Cioè, certo. E questo fa perdere completamente la qualità, perché che siano persone che assistono a degli anziani o che siano operai dentro una fabbrica, comunque ci deve essere una dignità nel lavoro. Cioè, Di Vittorio aveva avuto questa intuizione e purtroppo è ancora attuale. Comunque redditi da cinesi, però si vive in Italia. Però si vive in Italia. Cioè, il caso dell'Electrolux secondo me è incredibile. Cioè, noi non possiamo pensare che andiamo sempre alla caccia del lavoro che costa di meno, perché questa caccia non finirà mai, ce n'è sempre uno che costa di meno. E se fosse questo il parametro, vuol dire che i paesi industrializzati, simili al nostro, come la Germania, che poi non è proprio simile al nostro, avrebbero già chiuso le attività. Certo. Però quindi, un limite del sindacato che non sa uscire dalla rete nazionale, bisognerà che ve l'assumiate come responsabilità, perché c'è il sindacato in ciascun paese, ma non c'è il sindacato capace di tutelare in tutti i paesi i lavoratori e il loro salario. E quando noi nei nostri organismi discutiamo con i sindacati degli altri paesi, il rischio è che ci troviamo in condizioni di dover fare trattative al ribasso, è il contrario che dobbiamo fare. Cioè, il nostro manifatturiero, i paesi industrializzati l'hanno costruito e attaccato a questo c'è lo Stato sociale. Ci dobbiamo chiedere che cosa vogliamo per il futuro. Se vogliamo uno Stato sociale, inclusivo, universale, che ci metta nelle condizioni di vivere in un paese sano, andiamo a prendere dove si ruba, ma se colpiamo il manifatturiero e il lavoro, noi stiamo buttando via il bambino. Ma non è meglio che fate un'operazione europea con la CES vera? Questo sindacato europeo, che sono 30 anni che se ne parla, quando è che lo fate? Lo faremo, è difficilissimo farlo perché le condizioni... Non è questo il momento, secondo me, è difficile, questi problemi. Le condizioni dei paesi con i quali discutiamo sono molto diverse dal punto di vista sociale. Se l'Europa non diventa un'Europa politica, non ci saranno queste condizioni, non ci saranno mai. Non lo dica a me. Certo. C'è stato il periodo dove si discuteva della Bolkestein, che purtroppo è di una realtà incredibile. Abbiamo impedito, giustamente, di far entrare con i contratti stranieri dei lavoratori in Italia e poi li stiamo riproducendo in Italia. Cioè, io quando ho seguito i metalmeccanici per tanto tempo, io stavo attentamente con le aziende a guardare i bilanci. L'incidenza del personale non è quella che fa la differenza, poi è vero c'è il costo del lavoro, ma ci sono tanti fattori. Poi è chiaro che ci vuole un'idea del paese, prima di tutto buttando via gli sprechi e i ladri, dopodiché le condizioni non vedo perché non possono esserci come negli altri, ecco. Abbiamo un arretramento culturale da questo punto di vista. Lei mi ha parlato anche di tavoli per lo sviluppo, ultima domanda. Ecco, ci spiega un attimo, state lavorando su questo? Noi sul circondario siamo ormai arrivati ormai compiamo 13 anni della consulta economica, sono state fatte varie conferenze, sono state messe tante idee in tempi molto diversi. Ora c'è bisogno di ritirare la macchina rispetto a questa situazione qui.
Il problema di questo tavolo, che mette insieme le istituzioni, gli imprenditori e il sindacato, ognuno per le sue competenze, sono tavoli che hanno bisogno di costruire delle alternative. Il problema è che siamo lenti, siamo molto lenti su questo processo, e siccome si parla di cose che, se possono avere un futuro, l'hanno nel medio-lungo periodo, più tempo perdiamo e più arriverà. Perché se vogliamo, riscoprendo le nostre vocazioni, e nel territorio penso che di vocazioni ne abbiamo diverse, però in questo settore ne ho in mente una, quella della meccanica di precisione, noi siamo dei costruttori di macchine. E allora, volendo affrontare anche nel merito, cioè un investimento che mette insieme pubblico e privato, e nel nostro caso potremmo mettere in relazione con AMI e ERA, cioè per fare cicli integrati di rifiuti che abbiano delle dimensioni piccole, per non creare mega impianti a impatto ambientale forte, ma a impatti ambientali più contenuti, noi potremmo fare delle cose. Abbiamo un settore agricolo che è ancora di altissimo livello nel nostro territorio, e gli altri paesi ci guardano con un grande interesse quando parliamo del Made in Italy, sul cibo, sui nostri prodotti. Purtroppo siamo piantati in due situazioni. C'è un paese, adesso io non voglio parlare di politica, ma che non sta prendendo decisioni da anni, quindi non dà stimoli, non mette in mano strumenti. C'è un problema di credito serissimo, perché quello che dicono le piccole imprese è purtroppo vero, e c'è un problema che le idee sono poche. Cioè, noi dobbiamo avere molta umiltà e metterle tutte in relazione. Che è strano, essendo in Italia, dovrebbero esserci, no? Siamo poeti, creativi, eccetera. Adesso io l'ho detto con una battuta, le idee ci sarebbero anche. Ci sarebbero, ma insomma, bisogna però... Perché sono dentro dei cassetti. Dentro dei cassetti, esatto. Bisogna trovare i soldi per realizzarli. Certo. Beh, comunque è interessante questa dei tavoli. Anche se la parola tavoli per lo sviluppo non è nuova, peraltro. No, non è nuova. Però, è il ritorno, è la forma moderna del patto del lavoro che la CGIL aveva proposto nel dopoguerra. Anche il discorso... Però il nostro tavolo di Imola, mi permetto di dire, io lo guardo con molta attenzione, perché è veloce quando vuole. Noi siamo stati il primi in Emilia Romagna a fare il patto anticrisi per sbloccare il credito sui lavoratori e sulle imprese. Appena è partita la crisi siamo stati i primi che abbiamo messo in condizione di non trovarsi le famiglie senza reddito quando le casse in deroga, e abbiamo anticipato. Quindi se vogliamo, qui le intelligenze ci sono, perché abbiamo dei... Direi che ci sono anche le risorse ancora. Sotterranee, chiuse in cassaforte. Avrei qualche dubbio. Però non ce ne sono più. Ce ne sono molte di meno, perché comunque i margini erano già anni che si stavano riducendo. Io quando ero nella FIOM facemmo un convegno nel 2007 dove denunciammo un fatto, che a quel tempo si faceva lo straordinario, quindi nessuno pensava. Però dice che la Grassa Bologna ha più margini della terra di cooperazione di lavoro imolese. Ma siamo più o meno nella stessa acqua, secondo me. Anch'io. Però c'è la grassa borghesia commerciale a Bologna. Allora, che i capitali ci siano è vero, però sono dentro di pochissime mani. È un'oligarchia, insomma. Però è un'altra faccenda. Allora conferma quello che dice, che nella Grassa Bologna non è come il territorio molese. Ma c'è anche qui, credo anch'io, c'è una parte di grasso. È più piccola. Più piccola, ma è in funzione, in proporzione, però rimane lì, è lì, fermo, come anche a Forlì, cioè noi navighiamo sui soldi. No, perché lei sa che quando andiamo a fare le analisi sulle casse dei depositi e prestiti, ci accorgiamo che un 10-12% della popolazione si sta arricchendo, il resto no, tutto si proletarizza, ma non per il 10-12% della popolazione. Questi dati, scusi, se li prendiamo in un arco molto più lungo, danno lo specchio di quello che è successo in questo paese. In periodi di sviluppo, il fatto che non ci sia stata una redistribuzione della ricchezza e che si sia concentrata, ci deve oggi porre il problema, perché il paese è di tutti. Allora, io, a parte che sono un sostenitore di un sistema fiscale che tenga conto dei patrimoni, perché io non ho nessuna difficoltà a dichiarare il mio reddito e i miei beni, non vedo perché devono avere problemi gli altri. Però il fatto che si sia concentrato tutto in poche mani ha creato, come dire, questo inceppamento della macchina. D'altronde l'ha detto una cosa giusta, perché è proprio dell'altro giorno un'operazione della Guardia di Finanza, tu lo sai benissimo, passa a 250 milioni di evasione, anche addirittura sui ticket sanitari. Non è che mi diventi troppo di sinistra.
Non è che mi diventi un po' troppo di sinistra. Può anche darsi. Cioè. Ma guardi, io... Effetto della crisi. Io quando seguivo i meccanici ho visto delle cose che ho sentito dire dall'esponente della CNA che sono purtroppo vere. Io ho visto persone che hanno dilapidato quello che avevano messo da parte pur di tenere in piedi l'impresa e quindi non sono mica andati lì i soldi. Noi abbiamo a che fare con tantissime imprese e tantissimi lavoratori che ci credono. Certo. Sarebbe veramente terribile se non troviamo una soluzione, ma chi ci deve venire incontro lo Stato? Poi per non fare discorsi politici, tutte queste incertezze, discutere di 6 mesi dell'IMU, qui bisognerebbe mettere in piano, in cantiere, un lavoro di piani pubblici, privati, misti, bisogna avere un'idea di questo paese, uno non può perdere i gioielli di famiglia come le fonderie. Stefano, noi la lasciamo libero, perché so che ha un impegno, quindi, però ci ripromettiamo di risentirci. Perché facciamo passare questo momento particolare a livello, dico, nazionale, poi vediamo che cosa succede, in base a quello che succede, poi ci risentiamo e ne riparliamo. Io adesso sono dietro al congresso, appena finito quello, ho ampia disponibilità per le mie capacità, adesso non è che sono immense. Che c'entra? Ma noi cerchiamo. La CGIL in Emilia Romagna e in Italia è il primo dei sindacati numericamente. È un interlocutore per chiunque, piaccia o meno. Assolutamente. Quello che cerchiamo di fare in questa trasmissione, in questo format, è quello di cercare di dare un quadro più ampio possibile, senza naturalmente dare non solo locali. Giudizi, non solo locali, giudizi di opportunità. Noi abbiamo degli osservatori sul territorio molto precisi, quindi sono in grado di portare dei numeri magari noiosi, ma che invece... Sì, ma sia tranquillo che la seccheremo ancora, la richiamerò ancora. Adesso andiamo a vedere, intanto che salutiamo Paolo Stefani, lo ringraziamo per essere venuto e le auguriamo buon lavoro, che ce n'è tanto da fare. Noi intanto andiamo a vedere un contributo che riguarda proprio un multinazionale che sta andando in rovina, sta mandando in rovina 240 in rovina, si fa per dire, ma insomma è una rovina. C'è il gruppo Ferretti? Il gruppo Ferretti di Forlì, vediamo questo contributo e poi ci rivediamo tra poco. È di 4,6 milioni di euro il costo che il gruppo Ferretti di Forlì, fino a pochi anni fa leader mondiale nel settore delle imbarcazioni di lusso, vuole abbattere per evitare la chiusura dello stabilimento forlivese. È questa la cifra emersa ufficialmente per la prima volta ieri nell'incontro in regione fra lavoratori, sindacati, presidente della regione Vasco Errani, assessore alle attività produttive Giancarlo Muzzarelli, assessore al lavoro della provincia di Forlì Cesena Denis Merloni e il sindaco Roberto Balzani e Confindustria. Questi da una parte e l'amministratore delegato del gruppo Ferruccio Rossi a capo del management dall'altra. Su questa cifra si è aperto un tavolo tecnico per trovare soluzioni di abbattimento dei costi e quindi la prima apertura del gruppo Ferretti è a cercare di trovare una soluzione. Al termine, maggior ottimismo da parte delle maestranze. Errani ha parlato di possibilità che comunque continuano lo stato di agitazione. Oggi già la prima riunione tecnica e poi il 18 febbraio a Roma l'incontro col Ministro dello Sviluppo Economico a cui verranno presentati i risultati delle analisi economico-tecniche effettuate. Ecco, abbiamo sentito per la prima volta, fra l'altro Pietro, la Ferretti, il gruppo Ferretti ha detto che insomma, questi erano i quattrini che non vogliono perdere, che sono 4 milioni e 600 mila, c'è chi parla di 800 mila. Guarda, la cosa impressionante del gruppo Ferretti è che problemi ne aveva avuti nel passato, poi si è capitalizzato con dei fondi esteri l'azienda che, non dimentichiamo, io e anche tu Leonello abbiamo conosciuto ben tanti anni fa. Era l'iniziativa dei fratelli naturalmente Ferretti, portano il nome di due imprenditori di un certo rilievo. Da questo punto di vista è importante capire che la Ferretti è stato un gioiello di famiglia della nautica. Adesso l'arrivo di questo gruppo cinese, che è sostanzialmente quello che ha rilevato la finanziarizzazione dell'impresa, ha lasciato però in braghe di tela le prospettive di sviluppo e la proposta che ha fatto l'azienda è molto semplice: ha delocalizzato sempre nel suo territorio, prendere o lasciare nei suoi stabilimenti fuori dal territorio romagnolo
mettendo in discussione la possibilità poi di accettare. Sì, di andare quel prendere o lasciare, è un licenziamento, è un cripto licenziamento. Sì, viene definito così dal sindacato cripto licenziamento, ma di fatto lo è. Perché è andata in crisi la media imbarcazione. C'è in linea Pietro, l'ospite che hai chiamato tu. Sì. Allora, dentro questo pacchetto del rilevamento della crisi, insieme a Leonello Flamigni abbiamo scelto anche il già citato caso dell'Electrolux e vorremmo sapere, visto che l'abbiamo in onda adesso, da Davide Drudi, segretario generale aggiunto della FIM CISL della Romagna, sindacato metalmeccanico della CISL, insomma, a che punto è adesso la vertenza Electrolux? Perché sappiamo che riguarda più stabilimenti, quello romagnolo e quello di Villanova di Forlì. Adesso Drudi, sei in linea? Sì, buongiorno. Salve. Buongiorno Drudi, grazie di essere intervenuto. Appunto, il senso della domanda che vogliamo ripetere è questo: allo stato delle cose, la questione Electrolux, soprattutto per la vertenza che è in atto, con che colore, di che colore si ammanta? Come vanno le cose? Innanzitutto, come ricordava lei, tengo a precisare che la vertenza dell'Electrolux coinvolge comunque tutti i siti presenti in Italia, quindi da Solaro a Porcia, Susegana, per chiudere poi dopo con lo stabilimento romagnolo di Forlì. Sì. Ad oggi consideriamo comunque importante la conferma della volontà da parte dell'azienda di predisporre un piano industriale che contenga sia investimenti che missione industriale. Tuttavia crediamo che sia il momento di smettere di realizzare un confronto a suono di comunicati stampa che non ci porta da nessuna parte. Lei dice cioè comunicati stampa fra sindacati e impresa? Ma non solo, perché sostanzialmente queste aperture che come dire, noi consideriamo importanti sono state avanzate prima a mezzo stampa che alle organizzazioni sindacali. Allora il discorso è il reale avanzamento del confronto tra le parti c'è con la formalizzazione di proposte alternative a quelle finora avanzate. Ci auguriamo insomma, di poter vedere i contenuti del nuovo piano industriale e quali e quante iniziative anche istituzionali di pressione e di supporto al settore e al gruppo siano effettivamente concretizzate o concretizzabili. Senti, non volevamo ringraziare del contributo che ci serve per aggiornare e poi con Leonello Flamigni svolgeremo una considerazione finale sulle crisi nel territorio romagnolo. Grazie Drudi del contributo. Grazie a voi. Grazie, saluto. Saluto. Pietro, io ho qui dei dati, io li ho tolti dal web, l'ho visto, a proposito di crisi, adesso li leggo. 119 suicidi nel 2013, 45,4% sono di imprenditori, 9.902 fallimenti, più 12%. E questa è la classifica: prima l'industria dei servizi, 2 le manifatturiere e 3 le costruzioni. Emilia Romagna più 19% dei fallimenti in campo nazionale, quindi è assieme al Veneto al terzo posto. Sono stati chiamati dalla Confeder Contribuenti suicidi di Stato, crimini, e si è chiesto che siano considerati crimini contro l'umanità addirittura. Alla Corte è stata inoltrata una denuncia alla Corte internazionale di giustizia dell'Aia proprio per questi crimini. Ultima notazione che ho preso giù, perché può essere interessante, ma tu questa la saprai sicuramente: a Rimini ci sono 200 alberghi che sono stati acquistati, fra virgolette, dalla criminalità organizzata. Beh, il quadro... 300 denunce per operazioni molto strane che sono avvenute in banca a proposito di questi acquisti. Si parla insomma di riciclaggio. Certo. Questa insomma è la situazione a cui ci troviamo di fronte. Guarda, voglio
sottolineare una cosa prima di concludere anche questa trasmissione del 4.0 della crisi nel nostro territorio emiliano-romagnolo e anche fuori di esso. Io sono come te preoccupato da tutti questi dati. Su un punto sono tutto preoccupato, dalla confusione che si sta facendo, nel senso che si attribuiscono responsabilità diverse come se fossero venute tutte i nodi in una volta sola. Per arrivare a questa situazione ci sono voluti chi 40 anni, chi 30 anni, ci sono responsabilità imprenditoriali, ci sono responsabilità sindacali, ci sono responsabilità imponderabili della scala europea e mondiale che non riusciamo a governare più come paese nazionale, ma ci sono le responsabilità che sono individuali, perché alla fine ciascuno di noi fa i conti con la crisi su quello che ha potuto fare. C'è una bellissima canzone di tanti secoli fa che è stata riutilizzata da Franco Battiato, che è una canzone medievale, che dice che a un certo punto, di fronte a quello che succede, lui, il cantante, è lasso in grande erranza, cioè troppo pigro nel grande casino in cui si trovava a quell'epoca, cioè come adesso. Non ci poteva essere una migliore chiusura per ora di questa ulteriore trasmissione sulla crisi, la 4.0, ma sicuramente Pietro credo che ce ne saranno Temo altre. Purtroppo che adesso magari interromperemo perché abbiamo un'altra trasmissione, un altro tema che vogliamo portare avanti. Io ringrazio come al solito Pietro Caruso del grande aiuto e la grande collaborazione che mi dà, ringrazio voi per l'attenzione. E andiamo in onda? E andiamo in onda domenica prossima, che non ricordo la data, ore 22:30, con replica immediata il lunedì successivo alle 9:45. Seguiteci come state facendo e noi cercheremo, come, fra virgolette, di servirvi come meglio possiamo. Grazie ancora, a presto.